Il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si introducono modifiche od integrazioni a disposizioni legislative regionali che si riflettono direttamente sul bilancio. Sappiamo quanto la nuova programmazione regionale sia pensata come un processo complesso che va ben oltre la mera regolazione di rapporti economico-finanziari e che si articola in una complessità di atti connessi ed integrati con i piani di intervento e le politiche. Da questo punto di vista, dunque, la programmazione non è più riconducibile alla mera attività di impiego di risorse o d'organizzazione di entrate, ma ricomprende anche tutte le azioni volte alla comparazione di alternative strategiche che devono soddisfare anche esigenze di natura valutativa. Questo avviene in particolar modo per il collegato, perché se il bilancio rappresenta, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel DEF, il quadro complessivo delle risorse e degli impieghi per la realizzazione dei programmi e delle attività, e la legge di stabilità contiene il quadro di riferimento di natura più finanziaria, con norme tese a realizzare effetti finanziari appunto, è proprio la legge collegata alla manovra di bilancio che indica con precisione le modifiche e le integrazioni alle disposizioni regionali in vigore che hanno naturalmente riflessi cogenti direttamente sul bilancio. Dunque il collegato è l'occasione per inserire dentro la programmazione regionale gli adeguamenti di natura economica alle necessità contingenti. Cercherò quindi di offrire nella relazione la lettura di natura politica della realtà che emerge dall'articolato del collegato relativamente alla gestione economico-finanziaria della nostra Regione. Parto dunque da quest'ultimo aspetto, la modalità cioè di gestione delle partite di bilancio dell'ente, anche con l'obiettivo, con l'ambizione di sfatare alcuni miti che ho sentito richiamare spesso nei pochi giorni che ci avete concesso per confrontarci su questi documenti in riferimento alla virtuosità operativa della Regione del Veneto. Intanto c'è da dire che il collegato riguarda circa 35 milioni di euro di risorse, una cifra importante che viene rimessa direttamente ed indirettamente nel bilancio regionale. Di queste, una quota rilevante deriva dal recupero di risorse che erano state destinate dai bilanci regionali precedenti, ma rispetto alle quali a diverso titolo era stato definito un vincolo che oggi appare superato. Stiamo parlando di oltre 25 milioni dei 35 disponibili, mentre i restanti 10 rappresentano risorse libere di natura corrente o in conto capitale. Rispetto alle risorse recuperate abbiamo l'articolo 2, che riporta nel bilancio regionale ingenti risorse impegnate negli anni precedenti, il cui vincolo di destinazione ha esaurito la sua funzione, e che vengono reimpiegate, così cita la rubrica dell'articolo, per interventi a supporto del sistema produttivo veneto. Si recuperano dunque risorse che erano già a bilancio, ma con una destinazione diversa, riconducibile alla parte vincolata del risultato di amministrazione 2019 e risorse accertate del 2020 che vengono reindirizzate ora all'articolo 2 in altro modo. E allora dobbiamo però chiederci quante sono queste risorse. La scheda di analisi economico-finanziaria legata alla PDL ci riporta un importo di circa 4 milioni. Il dirigente in audizione in commissione ci ha parlato di 5 milioni, rappresentandoci un saldo in continua evoluzione. Ma sappiamo che al termine dell'esercizio 2019 risultavano vincolate nel risultato di amministrazione risorse rinvenienti anche da Veneto Sviluppo ed attività connesse al DOCUP 2000-2006, al POR FESR 2007-2013 per oltre 62 milioni. Una cifra talmente elevata che la stessa Corte dei Conti aveva segnalato alla Regione l'anomalia. Ora la presente proposta definisce il meccanismo di riordino per superare la segnalazione della Corte e offrire una rappresentazione in bilancio più veritiera, ma non si specifica l'importo in norma e soprattutto non si indica una destinazione altrettanto specifica in riferimento a una nuova destinazione, limitandosi ad una generica destinazione connessa a interventi a supporto degli investimenti delle imprese. Ma un meccanismo analogo di reperimento di risorse lo troviamo nell'articolo 4, che fa rientrare da Veneto Sviluppo una parte del fondo di rotazione relativa alla legge forestale del 78 ormai inutilizzato. Fondo che oggi ci ritorna a 250.000 euro di nuove entrate in conto capitale,
ma che comprende, così almeno ci ha detto il tecnico in audizione, altri 5 milioni di risorse in attesa di rientro e di definizione di utilizzo. E ancora l'articolo 5 che reintroita come entrata in conto capitale nel bilancio regionale ben 11 milioni di euro, recuperando parte delle risorse che già nel collegato del 2019 erano state trasferite ad Avepa per il cofinanziamento di interventi PSR e che nel 2021 non hanno più necessità di cofinanziamento in virtù delle nuove indicazioni della Commissione europea. Si tratta appunto di risorse che a loro volta erano già state recuperate nel 2019, riferite a periodi precedenti di programmazione del periodo e non ancora utilizzati. E poi l'articolo 6 che recupera risorse addirittura da un fondo previsto da una legge nazionale del 94, attuata dalla Regione nel 2005, con le quali ci si propone di finanziare interventi per l'innovazione delle imprese ammesse ai contributi MISE, a valere su un fondo previsto da una legge dell'82, sempre tramite Veneto Sviluppo. Ebbene, sarebbe bene se non fosse che anche in questo caso con la stessa operazione fosse già stata fatta nel 2011, legge finanziaria per il 2012, in base alla quale con il medesimo meccanismo si recuperavano le medesime risorse per costituire un medesimo fondo di rotazione per i medesimi finanziamenti agevolati per i progetti di ricerca e sviluppo. Fondo però finora mai in attuazione. Insomma, stiamo parlando di oltre 25 milioni che la Regione sposta da una posta all'altra anno con anno, impegnando le risorse in interventi che spesso non vengono realizzati, ma che sono funzionali sostanzialmente a spostare in avanti la disponibilità delle risorse. E allora mi pongo e vi pongo, chiedo anche alla Giunta, all'assessore Calzavara, alcune domande. La prima è: quante sono le risorse nascoste tra le pieghe delle risorse vincolate negli anni precedenti e non utilizzate o utilizzate fittiziamente con questi meccanismi di posticipo? A quanto ammonta questa sorta di cassaforte della Regione? E soprattutto perché il Consiglio, e non i consiglieri di minoranza, ma tutti i consiglieri, nella loro funzione di organo di indirizzo politico e di controllo, non sono messi nelle condizioni di valutare queste poste di bilancio. Perché è evidente che se le risorse sono allocate in destinazioni la cui funzione poi non viene mai esercitata, ma rimangono lì e vengono spostate di anno in anno, noi non abbiamo la possibilità di verificare se e come vengono utilizzate queste risorse e quante sono poi di queste risorse poste in queste cassaforti finanziarie non dentro il bilancio della Regione, ma direttamente dentro il bilancio delle partecipate. Quanti sono i fondi di rotazione o le risorse in quei fondi o a quei fondi assegnate che in realtà non sono utilizzate e che rimangono in deposito presso le partecipate e che non solo non possono essere controllate, ma non sono neppure assoggettabili alle iniziative di sindacato ispettivo dei consiglieri regionali. E quindi da diversi anni la Regione anima la sua finanza così, spostando avanti anno con anno risorse che vengono destinate e che non vengono utilizzate o che vengono utilizzate solo in parte. E si va a raschiare il fondo di questa cassaforte. Allora viene naturale chiedersi come ci comporteremo, o meglio come reagiremo alle necessità dei veneti, se e quando queste risorse nascoste, questa posticipazione di fondi, chiamiamole risorse vincolate che hanno esaurito la loro destinazione, come spesso le chiamate nelle relazioni, dicevo, come ci comporteremo quando queste risorse finiranno e inizieranno a scarseggiare? Perché in questi anni di ordinaria amministrazione abbiamo retto con questo sistema tutto finanziario, ma cosa accadrà quando il Veneto avrà bisogno di risorse vere e non di operazioni meramente finanziarie? Cosa accadrà, cioè, mi chiedo, quando i veneti non potranno più accontentarsi delle annunci o dei bandi di gara pubblicati e non finanziati o non finanziati completamente e avranno invece necessità di contributi economici concreti?
Come risponderemo cioè all'insoddisfazione delle tante imprese che avranno necessità e che si lamentano costantemente dell'esaurimento dei fondi a loro disposizione, quando sapranno che in realtà quei fondi ci sono, ma anziché essere impiegati per loro sono solo spostati di anno in anno per far sembrare il bilancio ricco di interventi. Quindi programmo, quindi destino, quindi faccio anche la delibera di giunta, poi però non realizzo l'intervento e sposto le risorse di anno con anno. Perché, ad esempio, giusto per fare un esempio, i 4 milioni dell'articolo 4 sono lì tra le risorse destinate che hanno esaurito il vincolo di destinazione da almeno un anno e gli 11 milioni dell'articolo 5 da diversi anni addirittura. I 10 milioni dell'articolo 6 si riferiscono addirittura ad una legge del 94 e attuata dalla Regione del 2005, cioè decine di milioni che sono fermi nei fondi, nei residui, destinati e non utilizzati e che mai come oggi potrebbero diventare la benzina che serve al motore di questa Regione per soddisfare tutte le necessità di cui abbiamo lungamente parlato in questi giorni. E questa è la prima questione, ma poi in stretto collegamento il tema che riguarda in generale la capacità della Regione di pianificare, programmare, costruire, portare a termine gli interventi, non solo un anno con l'altro, ma anche con un pensiero più lungo, di programmazione pluriennale. A maggior ragione oggi, essendo alle porte una crisi economica profonda che richiederà uno sforzo economico nei prossimi anni davvero imponente, forse maggiore di quello che avete già messo in campo per rispondere alla crisi del 2008. Noi oggi sappiamo, leggendo nelle pieghe di questo collegato, che queste risorse ci sono. Speriamo che sia la volta buona, che siano realmente impiegate per il Veneto e non utilizzate solo per spostarle di un altro anno. E allora, se come auspichiamo questa volta sarà quella buona, anche perché le necessità che abbiamo davanti non possono attendere oltre, si apre il secondo grande tema che riguarda le modalità di erogazione di questi e degli altri contributi, perché le norme delle volte sembra che vengano studiate apposta in modo tale da lasciare alla Giunta regionale la massima discrezionalità possibile nell'impiego delle risorse, spostando di fatto il diritto di definire la destinazione dal Consiglio, che sarebbe l'organo istituzionalmente deputato per fornire l'indirizzo politico sugli impieghi, all'organo esecutivo, la Giunta, appunto, che spesso non si limita a dare esecuzione alle indicazioni, ma costruisce e dispone direttamente la modalità di erogazione delle risorse. Anche su questo farò un esempio. L'articolo 2 dà volutamente una generica indicazione di spesa, perché interventi a supporto delle imprese, senza specificare quali aziende saranno oggetto dell'intervento, in che forma sarà erogato il supporto, contributi, fondi di rotazione, garanzie sul credito, quali tipi di investimenti si utilizzeranno per provare a mettere in moto una leva di progresso, l'innovazione, la sostenibilità, la competitività. E tutto questo senza che il Consiglio possa esprimersi sul punto, deciderà la Giunta, il Presidente e l'Assessore. Invece io credo che la scelta spetti al Consiglio, che ha l'incarico e vorrei dire anche la responsabilità di rappresentare i veneti e orientare le richieste alla Giunta sulla base di delle volontà. E faccio anche notare una cosa che ho scoperto studiando le carte del collegato, che questa situazione rispetto alle legislature precedenti sembra essere pure in peggioramento, perché ad esempio nel 2012 e nel 2013, quando venne fatta un'operazione simile a quella che oggi ci proponete con l'articolo 2, recuperando cioè risorse inutilizzate dai medesimi capitoli da cui le recuperiamo oggi, almeno allora si era previsto dentro l'articolato, si era prevista la necessità di sentire la competente commissione consigliare per avere indicazioni sulla destinazione di quelle risorse. Oggi neppure questo ci viene concesso. E infine, per stare
e andare a chiudere, per stare sul piano della qualità della nostra programmazione di bilancio, vorrei porvi l'ultima questione. Sapete bene come, una correlazione, è vero che è tardi, però rimane agli atti e onestamente, essendomi stato affidato questo incarico dalle minoranze, credo sia mio dovere provarlo a fare col massimo impegno, quindi chiedo ai colleghi un po' di pazienza, non è volontà di... Dicevo che sapete bene come il senso tecnico del collegato risieda appunto nella necessità che esista, che si costruisca, che si definisca un nesso, un collegamento più oggettivo e concreto possibile tra le disposizioni contenute nella PDL e il bilancio. Nel senso che questo strumento si utilizza, quello del collegato, ed è una scelta, non è un obbligo di legge presentare il collegato alla legge di bilancio, è una scelta. Dicevo, si dovrebbe utilizzare nel caso in cui si ritenga che per realizzare una più compiuta azione politica maggiormente aderente alle previsioni del DEF, se non sono sufficienti gli strumenti obbligatori, appunto si utilizza il collegato quando è necessario introdurre adeguamenti normativi fondamentali. E dunque, nel momento in cui si decide di elaborare anche un collegato al bilancio, deve essere chiaro che si fa con un obiettivo specifico: cambiare le norme di natura economica che hanno riflessi diretti sul bilancio. E qui, colleghi, abbiamo un problema se questo è il senso tecnico di questo strumento. E il problema sta nell'articolo 9, che è l'articolo con il quale il Consiglio dà mandato alla Regione, attraverso alcune sue partecipate, di partecipare, scusate il gioco di parole, all'aumento di capitale per l'Interporto di Rovigo. Non esprimo ovviamente alcuna considerazione nel merito politico della norma, e cioè appunto della volontà di partecipare a Interporto Rovigo, che peraltro è una decisione che dal punto di vista generale condivido. Mi sembra utile che la Regione, attraverso le sue società, contribuisca alla rigenerazione di un interporto così strategico della nostra Regione. Però una considerazione in riferimento all'ammissibilità di una norma di questo tipo in questo strumento di programmazione devo porla. Si tratta infatti, a nostro giudizio, di una norma di natura prettamente ordinamentale, in ordine all'assetto delle partecipazioni societarie regionali, senza alcun riflesso diretto o indiretto sul bilancio della Regione. Del resto, nella stessa scheda di analisi dell'articolato si specifica esattamente questo principio, e cioè che non ci sono e non corrispondono alla previsione di questo articolo alcuna previsione all'interno del bilancio, e questo anche perché la dimensione finanziaria dell'operazione al momento è ancora assolutamente non precisa, e dunque anche in questo caso non possono registrare una superficialità nella costruzione del prodotto legislativo. E guardate, se aveste davvero voluto ottenere quel risultato, avreste ovviamente avuto tantissimi altri strumenti per farlo, primo fra tutti una proposta di legge ordinaria dentro questo Consiglio, e non credo che sia un problema la questione dei tempi, visto che quando avete voluto in 3 giorni avete fatto passaggio in commissione, istruttoria per l'Aula, discussione e votazione. Quindi c'è un confine, vedete colleghi, tra la voglia di fare le cose e l'impegno a farle bene. Bene da un punto di vista del rigore delle norme che ci si pone, e anche dal punto di vista dell'etica. Ecco, io penso che questa sia una leggerezza che però grava pesantemente sulla programmazione di questa Regione, e mi permetto anche di dire che apre un pericoloso precedente. Perché ad esempio il riferimento all'ammissibilità o meno degli emendamenti dentro un testo di legge come il collegato, questa norma ci apre un varco che ci potrà portare a presentare emendamenti dentro un collegato che abbiano qualsiasi tipo di liceità, perché se il tema dell'avere un collegamento diretto alle poste di bilancio cade, e cade perché la Giunta nella sua proposta lo fa cadere, e allora cade per tutti. E allora sarà difficile dire che questo articolo è ammissibile,
e che magari altri articoli di simile costruzione ammissibili non lo saranno. Quindi io non faccio un discorso, ripeto, nel merito, faccio un discorso che la democrazia funziona e vive se le regole del gioco sono condivise e chiare per tutti. Se invece entriamo in un meccanismo per cui alcune regole valgono solo per una parte, ci può andare bene una volta, ma la volta dopo ci si può ritorcere contro. E guardate, anche qua non c'è una valutazione di natura politica, non c'è una parte politica che fa sempre bene e una che fa sempre male. Però io credo che se vogliamo aprire un dialogo politico, istituzionale tra le forze in questo Consiglio, almeno le regole del gioco devono essere condivise. E io credo che presentare un collegato con un articolo del genere crei una difficoltà e dobbiamo, secondo me, correre quanto prima ai ripari. Chiudo davvero con 2 considerazioni invece questa volta più politiche e le faccio ora anticipando che ovviamente non le faremo, non le farò almeno in discussione generale, quindi il tempo di questa correlazione sarà anche il tempo che mi prendo per l'intervento, diciamo, in discussione generale. Ce ne sarebbero molte, mi soffermo su 2 che mi sembrano quelle che magari possono essere anche più utili alla discussione dell'Aula. La prima questione fondamentale riguarda gli interventi a sostegno del sistema imprenditoriale veneto. Sapete bene, penso ormai anche meglio di me, quanto il nostro tessuto produttivo sia sotto stress per via di quello che potremmo definire un combinato disposto costituito dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica. Le criticità strutturali delle nostre imprese, il sottodimensionamento, la carenza di liquidità, la difficoltà di accesso al credito, la poca propensione all'innovazione stanno pagando un prezzo particolarmente pesante a causa delle gravi restrizioni imposte per contrastare il contagio. Ma molte cose sono state fatte grazie agli interventi del Governo, grazie alle novità introdotte dalla Commissione europea, grazie alle azioni messe in campo dalla Regione del Veneto. Ma noi sappiamo che siamo di fronte al rischio che neanche tutto questo possa bastare o possa rivelarsi sufficiente. Da questa prospettiva devo dire che ci saremmo aspettati un intervento in collegato molto più incisivo e diretto di sostegno al nostro sistema imprenditoriale. Invece troviamo previsioni vaghe e dal punto di vista quantitativo, a nostro giudizio, insufficiente. Le previsioni dell'articolo 1 che riguardano il sistema produttivo riguardano di fatto soltanto la cosiddetta protezione finanziaria rispetto alla possibilità di vedere i rimborsi di prestiti che abbiamo garantito scusate anche qua il gioco di parole, non rimborsati, quindi 150.000 euro non a sostegno del sistema delle imprese ma a garanzia di eventuali default. L'articolo 2 ci sono risorse ma non possiamo giudicarne l'impiego perché di fatto la destinazione è assolutamente vaga. L'altro articolo che riguarda il settore produttivo, l'articolo 6, mobilita sostanzialmente risorse che devono però andare a confluire dentro un fondo nazionale finanziato dal Mise. Quindi noi crediamo che questo sia troppo poco per un sistema invece che ha dato tantissimo alla nostra regione in questi anni e che oggi è in difficoltà e che merita delle risposte più vigorose. L'altro grande tema è quello di Cortina 2021. Noi abbiamo sempre sostenuto l'opportunità di impegnarsi come Regione nello svolgimento dell'appuntamento mondiale del campionato in Veneto. Si trattava però di un'occasione straordinaria certamente, ma che era stata organizzata, pensata, immaginata in una fase completamente diversa naturalmente. E quando questo Consiglio ha investito politicamente la Giunta di questa missione, chiamiamola così, ci eravamo immaginati e prefigurati uno scenario che oggi è crollato di fronte alla vicenda Covid. E quindi anche dal punto di vista dei budget sui quali avevamo fatto e condiviso delle valutazioni, ovviamente oggi vengono completamente stravolti, tant'è che lo stesso Comitato
gestore oggi ci chiede un ulteriore impegno finanziario molto rilevante, sul quale naturalmente siamo d'accordo. Sarebbe un errore oggi tornare indietro, anzi incredibilmente mai come oggi un investimento in quei territori in questo momento di difficoltà può essere un elemento fondamentale di rilancio. Però abbiamo approvato un piano nel quale la Regione si impegnava con 1,2 milioni e oggi rinnoviamo l'impegno sostanzialmente triplicando quell'impegno. Allora io chiedo a questo Consiglio di fare un ragionamento su questo e magari di valutare l'opportunità che attraverso le commissioni competenti si faccia un punto di approfondimento sullo stato dell'arte di questo impegno che ci siamo presi. Perché ho come l'impressione che il rischio che questa richiesta di rifinanziamento non sia l'ultima, credo che lo abbiamo tutti, e la consapevolezza di come ormai abbiamo intrapreso una strada dalla quale non si può più tornare indietro, credo che sia una certezza e una convinzione condivisa. Quindi credo sia anche necessario su questo punto, visto che insieme alle altre norme di cui ho cercato di parlare andiamo a finanziare per ulteriori 3 milioni di euro, chiederei davvero al Consiglio di essere unito e compatto nella richiesta rivolta alla Giunta di costruire dei momenti di approfondimento e di conoscenza per riassestare, per ricondividere anche le nostre modalità di partecipazione a quell'evento. Ecco, io ho cercato di rappresentare tutte le questioni che secondo me questo collegato ci pone davanti. Ovviamente, così come è stato per il DEF, auspico che la discussione dentro questo Consiglio e il supporto della Giunta ci aiutino insieme a costruire le condizioni per offrire al Veneto una proposta, una norma utile allo scopo. Grazie.